Questo servizio è offerto da FDL Studio, servizi web e grafica per la vostra azienda. Abbiamo l'onore e il piacere di essere con Diego Spagnoli, che tutti conoscono come la voce del palcoscenico di Vasco Rossi. Esattamente, direttore di palcoscenico, che cosa vuol dire? Ciao a tutti, direttore di palcoscenico, come dice la parola stessa, direttore, uno che dirige il palcoscenico, e quindi sostanzialmente è questione di prendere, avere un po' anche la dote di coordinare i lavori che succedono sul palco. Tu ieri hai fatto una cosa veramente importante, vuoi dircela? Ma ieri era il 6 di agosto 2010 e c'è stata la ripresa, diciamo, del tour mondiale degli U2 a Torino. Lì mi ritrovavo a dirigere una squadra, la produzione è molto molto grossa, cioè produzione poi americana, e lì invece di dirigere il palco come faccio in altre situazioni, lì mi dirigevo un po' la situazione di tutti i camerini e l'ospitalità in genere della band. Che giudizio ci sei fatto su questi fans? Il pubblico stesso è piuttosto eterogeneo, come è eterogeneo i nostri concerti, e quello che è bello, quello che piace è vedere la gente, insomma, che si entusiasma veramente tanto anche a questo tipo di raduni, a questo tipo di concerti, e si ritrova per un po' nel San Siro, in Roma, nel DVD che ha visto, nel primo concerto che ha fatto. I tuoi personaggi sono veramente indimenticabili sul palcoscenico, come nascono? Nascono nel giro di qualche secondo, appena prima della data zero. Io generalmente non sto a pensare più di tanto, cioè sto magari a pensare al fatto che chi è dall'altra parte chissà che cosa vorrebbe vedere. So benissimo che le mie esibizioni sono abbastanza da sorpresa, molte volte capita che chissà questa volta che cavolo si è inventato. Cerco di fare in modo che possa essere magari letto da più persone, a seconda anche un po' di come uno vuole intendere, però insomma qualche messaggio mi piace darlo. Mi piace predicare l'amore, perché l'amore è l'unica cosa per cui vale vivere. Non si può non cadere con Diego Spagnoli in Vasco Rossi. E com'è che l'hai conosciuto? Io avevo 22-23 anni, iniziavo le mie prime battaglie nel cercare di vivere e campare di musica. Insomma, questa passione mi riusciva abbastanza bene, per cui organizzavo qualche concertino nella mia zona. Un giorno ho sentito per radio questo cantante, la canzone che ha scritto e come è stata arrangiata per me è una meraviglia. E il pezzo era Alba Chiara e io non sapevo chi fosse Vasco Rossi. Ho deciso di organizzare un concerto, sono riuscito a organizzare questo concerto, è anche andato bene da un certo punto di vista, e diciamo da lì c'è stato questo scambio di conoscenza, mi è piaciuto come hai fatto, vediamoci, rivediamoci, e da lì ho capito che non potevo fare il musicista, perché musicista, almeno nei tempi, era l'82 quando suonavo io, per me musicista doveva avere due caratteristiche fondamentali: o avere del talento o avere il pelo sullo stomaco. E io non avevo né l'uno né l'altro, però mi sono reso conto che non esistono solo quelle 5, 6, 10 persone che ci sono sul palco, ne esistono tante altre molto interessanti che sono dietro, e tutti insieme si fa lo spettacolo. Quindi quando mi sono reso conto che potevo essere parte della musica, anche scaricando dei camion, anche attaccando dei jack, anche accordando delle chitarre, insomma, ecco, da quel momento lì, quindi immediatamente in quel concerto lì che ho fatto, ho deciso che poteva essere la mia vita, e quindi ho iniziato proprio facendo di tutto, guidando camper, caricando, scaricando, pulendo dei cessi, mettendo a posto di camerini, vendendo magliette, facendo la sicurezza, di tutto. E da lì sono partito ed eccomi qua. Quando non sei in tour o in giro con il tour, chi è Diego Spagnoli? Cosa fa Diego Spagnoli?
Ma Diego Spagnoli è un marito, attualmente anche un padre, sono molto fortunato, è un ragazzo come tanti altri, insomma, cioè, ha una piccola casettina, l'orto, zappo l'orto, pianto, semino, raccolgo l'insalata, le verdure, i pomodori, zappo l'orto per una considerazione molto semplice, e qui parlo anche ai giovani. Zappa la terra è bassa. Qualcuno, insomma, lavorare la terra è molto difficile, non stiamo a guardare tanto questi qui, pensiamo anche al mondo, è inutile che fate i globalizzati e non vi rendete conto che c'è gente che non mangia, gente che zappa la terra, gente che fa fatica. Avere la possibilità di capire che esiste la fatica, tutto il mondo non può fare altro che sorridervi. Ecco, per questo che, capito, uso molto le mani, mi faccio i mobili da solo, insomma, cioè, sono un artigiano, capito? Così. Mi sono scelto, però ho fatto la scelta, insomma, di giocare un po' il tempo. Il tempo è quella cosa che passa e non ritorna. La velocità del tempo l'abbiamo decisa, tot secondi al minuto, ecco. Però certe volte il tempo passa veloce, certe volte piano, ecco. Dobbiamo stare attenti a non farlo passare troppo veloce, capito? Facciamolo passare giusto, cioè quando semini ci vuole il tempo per crescere e poi per raccogliere, quindi è un po' così. E ai giovani cantanti che vogliono iniziare magari la professione, vogliono cominciare a entrare nel mondo dello spettacolo, cosa consiglieresti? Una volta dovevi avere un po' di fortuna, perché la fortuna insomma serve sempre, e un po' di talento. Adesso però, capito, succede che magari hai molta fortuna, però dopo succede che hai talento, è un po' poco. Nel momento in cui la gente si accorge che il tuo talento, insomma, non è granché, è tutto quanto. Infatti vedi anche, capito, negli ultimi anni che cosa succede, tu prendi, fai, arriva quello lì, quello là, la televisione, quell'altro, tic e trac e ballacche, e dopo non ce lo ricordiamo più. Un po' è anche assolutamente il mercato che ha deciso quello. Allora, quando un ragazzo, una ragazza, una band, un qualcuno si mette insieme per fare della musica, deve pensare di fare dell'arte, non deve pensare di fare dei soldi, perché i soldi non ci sono più. Quindi voi cercate di esprimervi e se riuscite ad esprimervi in modo che la vostra arte arrivi nel cuore di qualcuno, avete la chiave, basta. Hai delle letture preferite? Le letture preferite mi piacciono molto, un po' filosofeggiare, un po' delle cose, ma anche delle favole, non leggo gialli, thriller, quelle no, però mi piace magari confrontare le idee. Allora il bello è che magari leggi dei filosofi e quello che il concetto che fino all'altro giorno è tuo, dici ma minchia, ma è la stessa cosa che penso io, e questo qui è venuto, era nei tempi dei greci, l'aveva già pensato, allora ti senti piccolo così. Qualche aneddoto su qualche concerto, ce n'è da raccontarcene? Io mi sono ritrovato questo ragazzo in mezzo al pubblico con lo striscione, da grande voglio fare Diego Spagnoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 volte, allora ho detto allora questo forse Diego Spagnoli lo può fare veramente, perché ha veramente voglia di fare qualcosa, cioè è assolutamente un modo molto strano, molto stravagante, come magari sono io, di farsi notare e di dire oh mi ascolti un attimo, cioè non è magari mandando una mail o un curriculum, che insomma ho conosciuto questa persona, questo ragazzo Michele Brienza, che aveva questa voglia di fare, e dopo averlo un attimino conosciuto ho cercato di capire che cosa in effetti voleva fare, l'ho un po' introdotto nel nostro mondo, adesso viaggia tranquillo, libero, ormai è l'uomo tra virgolette della PFM, lavora con Cristina Donà, con un sacco di altri artisti, e sono molto fiero di ciò, perché vedere uno che era dalla parte delle transenne di là, che ha voluto venire di qua ed essere, capito, far parte di questo mondo, cercando di seguire il mio insegnamento, per me è stato molto bello, molto stimolante, e da lì l'idea poi di fare una sorta di documentario, un film dedicato a tutti quelli che sono dietro le quinte.
Che si può trovare nel sito, mi sembra, no? Sì, esatto, su diegospagnoli.it, visto che sono italiano, si può prendere a vedere e anche acquistare, anche. Diego, puoi fare un saluto ai nostri amici di Pianura News? Amici e amici, siate felici, state guardando le immagini da Pianura News. Grazie Diego. Ciao.